belvedere. Ti trovi su un punto panoramico molto ampio. Le montagne sono ricoperte di boschi fitti, le colline più arrotondate cambiano colore con le stagioni. La pianura in lontananza sembra una distesa chiara che termina nel mare. Sotto, lungo una strada che scende verso la valle, ci sono alcune case colorate dai tetti rossi immersi nel verde dei prati e degli alberi. Seguendo con lo sguardo il corso dell'acqua, immagina i ruscelli freschi e il torrente Arzino che scende dalle montagne fino al tagliamento e continua fino al mare. Ogni stagione cambia il paesaggio. In primavera compaiono fiori e profumi. In estate il verde è intenso. In autunno le foglie diventano rosse, arancioni e dorate. In inverno l'aria diventa trasparente e il paesaggio sembra più silenzioso. Qui è rilassante. Si sente il vento fresco e il rumore leggero delle foglie mosse dall'aria, il canto degli uccelli. Servizio ecosistemico della bellezza. Un servizio ecosistemico molto importante per la vita delle persone è la bellezza della natura. La bellezza nasce quando osserviamo un paesaggio armonioso. Montagne, colline, fiumi, alberi, fiori, animali, colori e profumi che insieme creano qualcosa che ci fa stare bene. La natura, semplicemente esistendo, ci regala benessere, calma, emozioni positive e voglia di proteggere l'ambiente. Noi possiamo restituire questi doni rispettando la natura e prendendocene cura. Meditazione. Fermati, fai dei respiri profondi e osserva il panorama. Ora chiudi gli occhi e immagina di essere un uccello. Sorvola la valle, senti l'aria tra le ali e accarezza il tuo volto. Osserva il mondo dall'alto. Piano piano apri gli occhi, osserva di nuovo il panorama e scopri come ti senti. Vieni a guardare il panorama con nuovi occhi. Vicino a te trovi alcuni filtri ottici colorati. Servono per osservare il paesaggio in un modo nuovo e divertente. Scegli un filtro, guardaci attraverso e nota come cambiano i colori, le forme e i dettagli del panorama. Osserva con calma e prova più filtri. Ogni colore ti farà vedere il mondo in modo diverso. Dopo l'osservazione pensa a come ti sei sentito. Quali emozioni ti ha dato ogni colore? Quali parti del paesaggio hai notato di più? Che differenza hai visto tra un filtro e l'altro?